Eccoci con Andrea Bertolini, presidente del Portogruaro Calcio. Non è stato un esordio felice, il Portogruaro ha perso 2-1. Che partita ha visto? Io ho visto sicuramente una bella partita. Se ci sono due squadre che le danno accreditate per vincere questo campionato, questa è stata la partita che ci ha visto uno di fronte all'altro e secondo me il risultato è bugiardo, nel senso che abbiamo avuto tantissime occasioni, abbiamo giocato dal mio punto di vista anche alcuni spazi molto bene e forse il risultato più giusto era il pareggio. Allora, la prima vera palla gol l'ha avuta il Portogruaro, poi abbiamo fatto un bel tiro in porta, però si è visto anche un buonissimo avversario, il Pietrangina, che come ha detto lei insomma è uno dei candidati per il titolo, per il campionato. E siamo mancati un po' forse in fase conclusiva, lì abbiamo sbagliato un po', però è la prima partita, l'importante è non avere il morale a pezzi. Non c'è nessun morale a pezzi, sono andato negli spogliatoi adesso a fare i complimenti ai ragazzi e a dire che hanno giocato bene e che siamo stati un po' sfortunati e che speriamo che la fortuna ci assista nella prossima gara. Sì, allora per chiudere, siamo entrati come trofeo Veneto in un girone di ferro, perché insomma anche se il Carlo non l'ha mai detto apertamente, insomma anche Carlo è una delle pretendenti. Certo. Perciò è un buon test, però non bisogna pretendere troppo forse subito, o anche sì, perché insomma le premesse erano altre. Le premesse erano altre perché ci teniamo ad andare avanti in questo trofeo, perché sono 5 anni che non si passa il primo turno, quindi cercheremo nelle prossime 2 gare di portare a casa il risultato pieno. Bene, allora diciamo e invitiamo chi ci sta guardando e ascoltando sabato alle 18 al Mecchia per far subito i 3 punti che noi abbiamo fatto oggi. Bene, grazie. Grazie.